Ciao, mi chiamo Giovanni, sono un architetto in ambito sviluppo. Lavoro in reti da circa 3 anni e ho avuto l'opportunità di lavorare su diversi progetti. Uno dei progetti più ambiziosi su cui ho lavorato è l'integrazione di un sistema ERP all'interno della nostra azienda. C'è stata la possibilità, la sfida di customizzare alcuni processi che sono stati richiesti dal business e quindi è stato molto importante e sfidante per me. Un'iniziativa importante che abbiamo in reti è quello che noi chiamiamo progetto innovazione. Questo progetto consiste in uno spazio di laboratorio in cui diversi colleghi si mettono alla prova su nuove tecnologie o metodologie. Nel mio caso, insieme ad altri 2 colleghi, ci siamo dedicati ad approfondire l'architettura a microservizi. Questa iniziativa ha portato con sé poi la possibilità di formare dei colleghi, ma non solo, anche dei clienti eventualmente, in modo da creare una condivisione su questo approccio a microservizi. Attualmente in reti abbiamo all'incirca 5 progetti gestiti con un approccio a microservizi e mediamente ogni progetto coinvolge 4-5 persone. Ma cosa si intende con architettura a microservizi? La definizione dice che si tratta di un approccio allo sviluppo di un'applicazione mediante una suite di piccoli servizi indipendenti tra di loro, ognuno dei quali può comunicare tramite messaggistica ad eventi oppure REST API. I punti chiave di un'architettura a microservizi sono principalmente 3. Il servizio A non deve poter comunicare con la fonte dati del servizio B, quindi ognuno ha il proprio database isolato dal resto dei microservizi. Il secondo punto è che non ci deve essere comunicazione tra i servizi stessi e il terzo punto coinvolge nuovi pattern per l'integrità dei dati come il Saga pattern o il CQRS. Questo approccio in conclusione porta con sé diversi vantaggi e diversi svantaggi. Tra i pro possiamo sicuramente nominare la scalabilità, l'elasticità nello sviluppo, la possibilità di rilasciare, quindi andare a fare il deploy in modo indipendente dei servizi e la capacità di poter sviluppare un servizio con tecnologie differenti tra di loro. Un aspetto positivo che ho trovato in reti è la possibilità di intraprendere dei percorsi di crescita e quindi poter approfondire la tecnologia che più interessa a noi. Nel mio caso i microservizi sono stati un'opportunità per crescere, per scoprire nuove cose e per presentarmi sul mercato in modo più preparato.